che io come centro benessere Nirvana faccio parte movimento fuori la voce contro la violenza delle donne. Non avere paura, il vigliacco si nutre delle tue debolezze. Non hai niente di cui vergognarti e non ti giudicheranno. Se loro lo fanno, rivolgiti ad altri, non perdere la speranza, cioè fino a quando non trovi qualcuno che è capace ad ascoltarti, che sia il nonno, che sia la psicologa che c'è a scuola, che sia l'insegnante, cerca sempre la figura con cui andare a parlare, perché non parlando loro hanno vinto. Cosa mi sento di dire? Di parlarne, semplicemente di parlarne, di non averne paura, che sicuramente è una situazione difficile e non facile proprio. E credo che la cosa migliore sia avere il coraggio di trovare una persona che ti possa aiutare e soprattutto in non sentirti sola e di amarti, perché se una persona che a te è di fianco e fino al giorno prima hai pensato fosse amore, una persona che alza le mani, anche solo la voce, o ti fa sentire una incapace, una debole, non è amore, assolutamente non è amore. E mi sento di dire di parlarne, di avere il coraggio di parlarne e proprio di tirare fuori la voce. È questo che mi sento di dire. Fuori la voce!